pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti! Saluto i tuoi ospiti di professionisti. Però Gigi, doveroso ringraziare Ornella di Matilda Abbigliamento Donna che insomma ha creato questo outfit molto, direi, adatto. Sempre molto fashion, sempre elegantissimo. Assolutamente sì. Complimenti. E si trova in via dell'Orsa Maggiore 1, no, è l'altro nostro sponsor. E fammi fare un ringraziamento al Paradiso della Salsedine che mi ha vestito. Ornello, lo saluto. Ciao Ornello, grazie per questo outfit. È in via dell'Orsa Maggiore. Oh, no, scusa, non è via dell'Orsa Maggiore, scusa, l'altro sponsor. È in via della Conchiglia 14. Grazie. Perché si è presentato 15 giorni fa con un pedalò. Adesso addirittura un moscone a remi. Certo! Guarda Gigi, sono aperte le escursioni qua, lo vedi? E dove, Vedi per vedere i fondali. Esatto, escursioni con grandi professionisti come Gigi. Lo vedi? Eccolo qua. Gigi, posso dire una cosa? C'è un caldo biccio con i guanti. Prima volevo chiedere all'altro ammiraglio qual è il suo rapporto con il nuoto. Beh, guarda Gigi, allora, il nuoto, a me piace tantissimo, qua a Rosolina ogni tanto vado a nuotare qua nella zuppa del Casale. Come tu lo sai, Gigi, come si dice spesso nei discorsi in ascensore, è uno sport completo, Gigi, muove tutti i muscoli. Io quando poccio i piedi nell'acqua, nuoto ovviamente. Vedi che personaggio, vedi? Quello là è un cialtrone. Oh, lindo! È un cialtrone, si dice Matricolato. No, marinaro. Lui ha fatto così, optato, oggi è venuto con le braghe corte, non lo so. C'è caldo. Questa è una fotomodella e questa è una gran signora. Ecco, volevo dare un consiglio a queste due belle e splendide signore. E se volete i tappi per le orecchie poi io ve li posso consegnare a domicilio. Perché vi stracca, perché come si dice da noi vi stracca. Hai ragione. Attenzione, no, non è un bel vedere, Ammiraglio! Scusate, Cosa stai facendo? scusate. Si componga, si Stavo rimetta a attaccando posto. la bandiera bianca perché oggi ci può fare il bagno. Stavo attaccando la bandiera bianca alla sopra. Eccomi qua. Quindi ha tolto il divieto di balneazione, insomma. Sì. Anche Olindo è circondato da belle donne, vedo. Dietro però. Io vorrei sapere cosa gliene frega a lui. È un pizzico di invidia, l'altro ammiraglio. Olindo, non capisco come mai tu sei un grandissimo professionista, lo sappiamo, ma non capisco come mai ce l'hai con me. Non ho detto a nessuno che ti chiamano la Gran Seola. Non mi Non ho detto a nessuno, giuro. Olindo, scusa, quello perché che- non vai a farti un giro in tangenziale adesso? Attraversi proprio, attraversi. Abbiamo interrotto però Olindo Filippi che stava dicendo... Sì, prima che lo fai parlare volevo... Vedi. Ecco, Io sono d'accordo con l'ammiraglio là, il sosia dell'ammiraglio qua. E poi mi interrompono sempre. Volevo solo dire che ho i tuoi tutto- braccioli qua, se vuoi. Ho i tuoi braccioli che hai dimenticato qua, quelli corti. Io vorrei capire perché tanta gente sorride qui, forse mi è sfuggito qualcosa. Sì, perché c'è Pippo che sta salutando e insomma e l'hanno inquadrato, poverino, ma c'ha... E la regia e Pablo è sempre il tuo migliore amico. Ma Pablo vive per cogliere uno di noi tre comunque in castagna. E alla fine qualcuno combina qualcosa. Scusa però Pippo, mettiti la mano davanti perché mi hai spruciato dappertutto fin qua. Quando lo allenavo io non avevo la pancia, ma non lo dico perché sono qua. Questa qua è una persona straordinaria. Poi è andato in comunità. Sta zitto un attimo. No, dico, dopo essere stato allievo di Olindo Filippi è andato in comunità, adesso ce l'ha fatta. Volevo anche complimentarmi anch'io con Olli perché finalmente è uscito dal tunnel del Nocino, ce l'ha fatta. Ammiraglio. Ma io per me ho avuto le considerazioni che avevo visto prima. Non è il Chievo che conosciamo, non è il Chievo che deve fare una partita per vincere. Teniamoli lì, però non ho visto conclusioni pericolose, non ho visto parate del portiere. Loro sono salvi e perciò giocano a memoria e tranquilli. È noi che giochiamo male. Non abbiamo un appoggio a centrocampo, non abbiamo uno che ti mette la palla lunga. Tutto un batti e ribatti. Vediamo nel secondo tempo. Ti ha doppiato benissimo. Gli altri risultati sono uguali, Gigi è un Chievo che sta soffrendo in questo momento.
Secondo legno colto sempre da Cerci in Torino-Roma, calcio di punizione, anche in questo caso Cerci la batte magistralmente, Stekelenburg con la punta delle dita delle mani la devia sulla traversa e poi carambola fuori, però un Cerci veramente in stato di grazia, sta tenendo su il Torino insieme a Rolando Bianchi e naturalmente anche il nostro ammiraglio in secondo. La Melas dal limite dell'area di rigore lascia partire un sinistro a giro che va a finire nell'incrocio dei pali e non può nulla il portiere del Torino. Bellissimo questo gol. Torino 1, Roma 2. Va bene. Prima di dare la linea al vero, all'autentico, l'originale ammiraglio, volevo chiedere ad Isabella qual è il suo rapporto con il calcio. Scusa, volevo chiedere ad Isabella, siccome sappiamo, no, che hai questa grande passione per il nuoto, io so... Sta doppiando anche me, Gigi? Proviamo, tu rivolgiti ad Isabella. Va bene. Io so anche che tu sei un'ex danzatrice dell'arena. Sì. Hai ancora questa passione? Sì, no, scusa Gigi, guarda, tutta sta fanfara qua, cioè, sì, sono là, ma saluto che ti dico, oggi era su Canale Italia, guarda qui che canta, perché guardate voi altri, è una disperazione, guarda, tra uno finto, uno vero, non ne capisco più niente. Ecco, quindi ho girato anche l'altra parte, ma sento qualcuno che canta. Ecco. Fanno parte della divisa ufficiale i guanti bianchi, è per guidare meglio, per avere più manovrabilità del timone, come funziona? Ma è una professionalità, tu non puoi, nelle manifestazioni nazionali tu vedi l'ammiraglio con i guanti bianchi, difatti è una mosca bianca. La divisa, quando ci sono le sfilate, tu vedi l'ammiraglio che sembra una mosca bianca, tutti quanti sono grigi, neri, bianco, basta. Il fascino della divisa. Ma che differenza passa, per esempio, tra i gradi tuoi, che sei il vero ammiraglio, e l'altro ammiraglio che ha dei gradi diversi? Lui è tenente di vascello, mentre questo è da ammiraglio. Questo è vero ammiraglio, lui è tenente di vascello. Vedi che non ha i gradi che ho io. Quindi lui è un tuo sottoposto? Ma come no? Lui deve stare attento. I nervi veramente sono tesissimi. Un derby della Lanterna veramente a fior di pelle si sta vivendo. E abbiamo anche la pagina Facebook di Telearena Serie A dove potrete seguire tutti i nostri appuntamenti, potrete essere aggiornati se cliccherete mi piace, quindi esprimendo anche il vostro apprezzamento. Inoltre saranno pubblicati i video e le istantanee della trasmissione nei prossimi giorni. Grazie ammiraglio. Grazie. Prego. Perché lui ha fatto delle scelte che non ho capito il perché, ha lasciato fuori ancora degli elementi validissimi per far giocare altre persone. Oggi si poteva anche perdere. Ben venga il pareggio e andate almeno a portare a casa un punto da sera. Grazie ammiraglio, l'altro ammiraglio che ti ha doppiato.